Assessore, una riunione particolare del Comitato Paritetico per i problemi della minoranza slovena, testimoniata dalla presenza dei 3 ex presidenti e anche della sua. Il motivo della sua presenza? Io ho cercato di partecipare e ho partecipato a tutte le riunioni del Comitato Paritetico perché ritengo che dobbiamo dimostrare concretamente l'attenzione che questa amministrazione regionale ha nei confronti delle problematiche della minoranza, quindi ho cercato di essere sempre presente e ringrazio quindi anche dell'invito, ma penso che sia prezioso questo colloquio continuo col Comitato. Per quanto riguarda poi oggi che c'era l'audizione dei 3 ex presidenti, di Radonacè, di Bojan Berezigar e di Jole Namor, mi pareva ancora più importante perché sono stati riassunti i 10 anni di storia del Comitato e quindi anche tutte le problematiche molto diverse in questo decennio che sono dovute affrontare. Oggi abbiamo dei problemi che sono anche seri e complessi, ma che chiaramente sono ben diversi di quelli di alcuni anni fa, dove ci si trovava in una situazione molto più complicata dal punto di vista politico, quindi possiamo essere contenti dei passi importantissimi fatti nei confronti della tutela delle minoranze in genere. Presidente Dobrillo, una riunione inedita del Comitato Paritetico per i problemi della minoranza slovena, ha infatti invitato anche i suoi 3 predecessori, Bojan Berezigar, Radonacè e Jole Namor. Quali sono stati i contenuti dell'incontro? C'è stato un momento di riflessione sul percorso che ha fatto il Comitato Istituzionale Paritetico in visione anche di futuri adempimenti. Il quindicennale della promulgazione della legge di tutela è stata questa occasione per riflettere su quello che è stato fatto, praticamente tutti i decreti attuativi che hanno fatto sì che sul piano pratico venga attuata la legge. È stato un percorso abbastanza ostico, lungo, perché dall'insediamento nel 2002 del Comitato Paritetico fino al 2007 ci sono dovuti fare dei passi importanti per arrivare al decreto del Presidente della Repubblica che ha delimitato l'area soggetta a tutela. Abbiamo parlato delle possibilità di ampliare tale area prevista dall'articolo 25. Ci siamo incentrati anche sulla figura e il ruolo del Comitato Paritetico che è normato dalla legge, però non dovrebbe assumere solo una funzione notarile, ma anche essere una forza propulsiva quando si rapporta con i soggetti istituzionali. La presenza dell'assessore regionale della cultura Gianni Torrenti. Sì, era molto importante perché abbiamo dovuto discutere e assumere delle determinazioni per quanto riguarda la rimodulazione dei progetti presentati dagli enti locali e da altri soggetti pubblici titolati a fruire i fondi ex articolo 8 che finanziano la lingua slovena nella pubblica amministrazione. Si tratta di fondi che verranno assegnati con forte ritardo, perciò la Regione ha deciso di dare modo a tutti i soggetti di rimodulare la domanda in base alle esigenze contingenti. Abbiamo fatto una revisione dei progetti e adesso la proposta verrà sottoposta al vaglio della Giunta regionale e poi finalmente questi contributi verranno devoluti ai soggetti pubblici.